La nostra terra è il nostro bene più prezioso. Oggi compiamo un nuovo passo verso un territorio sempre più sano e libero dall'inquinamento. Abbiamo rimediato agli errori del passato, restituendo un'area bonificata ad un utilizzo consapevole e responsabile. Siamo nel comune di Mira, nella città metropolitana di Venezia, in via Teramo. Il sito è ubicato in un'area a vocazione prevalentemente agricola, con alcuni insediamenti abitativi e isolati centri produttivi. L'area è stata oggetto di smaltimento illecito di rifiuti industriali a partire dagli anni 70. La sua inclusione nell'elenco dei siti non conformi alla normativa europea ha portato alla necessità di interventi urgenti di bonifica. La presenza di rifiuti pericolosi, tra cui fanghi contenuti in fusti metallici, ha rappresentato una minaccia significativa per le matrici ambientali, in particolare il suolo e le acque di falda. L'obiettivo principale è stato l'esclusione del sito dall'elenco delle discariche abusive, attraverso la rimozione definitiva dei rifiuti, fonte di potenziale contaminazione, e il ripristino delle condizioni ambientali originarie. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è intervenuta la nomina a commissario straordinario del generale di brigata Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, con il compito di messa in sicurezza dei siti fuori norma, tra cui quello di Mira. Con lo scopo di caratterizzare le tipologie di rifiuti presenti in sito, nonché l'estensione verticale e orizzontale degli stessi, nel luglio 2023 sono stati eseguiti dei sondaggi ambientali e delle prove penetrometriche integrative a quelle eseguite nel 2021, con l'aggiunta di indagini radiometriche in campo, prelievo di campioni di rifiuto da avviare ad analisi chimiche e trincee esplorative per verificare e circoscrivere puntualmente l'area di intervento. Dette indagini hanno individuato tipologie di rifiuti consistenti in terreno superficiale non contaminato, da smaltire in discarica o da sottoporre a recupero in altro sito. Uno strato intermedio di terreno di riporto contaminato da rifiuti industriali di colore prevalentemente nerastro e sottostanti fanghi giallastri contenuti in fusti metallici ad una profondità media di circa 5 metri. Per la rimozione dei rifiuti presenti nel sottosuolo così caratterizzati, il progetto prevedeva l'avanzamento dei lavori per lotti di intervento. Data la profondità di intervento pari a circa 5 metri, è stata eseguita una diaframmatura degli scavi con infissione di palancole per un perimetro complessivo di circa 190 metri. Abbinato ad un sistema di pompe verticale al fine di abbassare il livello dell'acqua perimetrale per il contenimento delle acque di falda, smaltite come rifiuto presso idoneo impianto di trattamento. In corso d'opera è stato costantemente monitorato lo stato qualitativo dell'aria, secondo un dedicato piano di monitoraggio dell'area ambientale condiviso con gli enti di controllo, che a partire da una campagna di verifica eseguita già prima dell'intervento ha visto rilievo continuo dei parametri tramite l'installazione in zone abitate di numero 4 dispositivi di campionamento con fiale ed una centralina meteo. Rilievo puntuale di sostanze organiche volatili con rilevatori dedicati e l'impiego di rilevatori multigas presso le aree di scavo. I valori sottoposti anche ad analisi chimiche dei composti volatili sono risultati generalmente inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale e comunque inferiori ai limiti di riferimento. Al termine delle attività di rimozione, l'area di scavo è stata ripristinata apportando terreno certificato e si è proceduto subito al monitoraggio dello stato qualitativo delle acque di falda, già condiviso con gli enti di controllo, finalizzato ad un confronto con i dati ricavati da un monitoraggio eseguito prima delle operazioni di bonifica. A lavori eseguiti, il piano di monitoraggio delle acque di falda rileva già significativi miglioramenti dati dall'eliminazione della fonte primaria di contaminazione. In particolare, si segnala l'abbattimento della concentrazione di cobalto, ricondotto al di sotto dei limiti di legge. Sono previste ulteriori numero 2 campagne di campionamento nei mesi di giugno 2025 e dicembre 2025. In data 19 febbraio 2025, la città metropolitana di Venezia ha trasmesso la certificazione del completamento degli interventi di bonifica, con rimozione della sorgente primaria di contaminazione dell'ex discarica di via Teramo in comune di Mira, Venezia, in conformità al progetto di bonifica approvato dal commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive. Con questa determina si sancisce l'esecuzione di un monitoraggio quadrimestrale della durata di ulteriori 3 anni.
L'intervento presso il sito di Via Teramo rappresenta un esempio virtuoso di bonifica ambientale, realizzato in tempi contenuti e con l'applicazione di best practices nel settore. Le tecnologie adottate, tra cui l'uso di palancole e sistemi di drenaggio, hanno garantito la sicurezza durante le operazioni e il contenimento della contaminazione. La bonifica così attuata ha permesso di eliminare una fonte di contaminazione ambientale significativa, ristabilire le condizioni ambientali originali, tutelare la salute umana della popolazione residente nell'area, espungere il sito dall'elenco delle discariche abusive sanzionate dall'Unione Europea. La gestione commissariale ha permesso di minimizzare i tempi di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori. Le attività hanno evidenziato l'importanza di un approccio integrato che combina competenze tecniche, gestione operativa e conformità normativa per rispondere efficacemente alle sfide ambientali. Questo intervento testimonia il valore della cooperazione tra enti pubblici e privati per la salvaguardia ambientale e la promozione della sostenibilità, per ritornare la terra nelle mani dell'uomo ad un utilizzo consapevole e responsabile. La terra non cresce e il suo futuro è il nostro.